a nostro Senhor com uma frase que não é minha, mas é de qualcuno que ha uma porzione grande, que ha escrito, e io ho passato la missionaria Marinei, e poi la missionaria Marinei è passata la nostra pastora, e insieme abbiamo trovato qualcosa di grande in questa frase che dice così: Signore, prepara in me una piacevole dimora in te. È una cosa grandissima. Prepara, Signore, prepara in noi, che noi possiamo veramente donare qualcosa di grande a Lui. Lui ha fatto tanto per noi, fa tanto per noi. Ogni giorno della nostra vita, ogni giorno Lui fa tanto per noi. E io, questa preghiera, la mia preghiera oggi è che io possa veramente, che il Signore trovi in me qualcosa che Lui possa gradire, che Lui veramente possa gradire, che sia una parola, che sia una preghiera, che sia un gesto, che sia un mio sorriso verso qualcuno che ha bisogno, perché tante volte noi pensiamo che le donne hanno bisogno di tante cose, e non è vero. Una donna tante volte ha bisogno somente di un abbraccio, una donna tante volte ha bisogno somente di trovare un sorriso. E quante volte noi passiamo con la fretta di fare tutto, passiamo davanti a una donna che ha veramente bisogno di un abbraccio, che ha veramente bisogno di un sorriso, e questo sorriso noi non lo facciamo, questo abbraccio noi non la regaliamo. Quante volte? Ma che in questi pomeriggio il Signore venga a trovare in noi qualcosa nuova, qualcosa di grande, che Lui possa veramente fare morata nel nostro cuore. Noi abbiamo portato questo pomeriggio qua una persona che predicherà la parola del Signore, che in mezzo a più grande pandemia che noi abbiamo mai vissuto nella nostra storia, il Signore ha portato donne di tutto il mondo a riunirsi e a trovare in una preghiera, in una live, e abbiamo conosciuto la Ali in una di queste live, e poi noi abbiamo fatto un corso che ha durato 6 mesi. Per noi qua dell'Europa è stato duro. Ho fatto io e la missionaria Marinei e la Ali nella Svizzera, e per noi l'orario era molto tirato, perché cominciava a volte a mezzanotte e mezza, e finiva alle 2:30 di notte, e noi ci alzavamo alle 6 da mattina per andare a lavorare, ma è stato i 6 mesi più belli della nostra vita. Lì veramente io ho conosciuto veramente Gesù. Lì ho imparato veramente cosa vuol dire camminare con Gesù, fare qualcosa per il regno del Signore. E oggi lei sarà qua e predicherà la parola, perché questo momento era già scritto. Il Signore ha voluto questo momento. E quello che voglio dire è che il Signore une persone, perché il Signore une proposito. E noi siamo qua oggi perché noi siamo donna di proposito.
Amém? Chiudi i gli occhi in questo momento. Signore, io voglio ringraziarti, Padre. Io voglio ringraziarti, Signore, per la tua presenza in questo luogo, Padre. Io voglio ti ringraziare, Signore, per la porzione, Signore, che ci ha dato, Signore, perché tu hai già dato una nuova porzione per noi, Signore, in questo pomeriggio. Padre, grazie, Signore. Non ho parola, Signore, per dirti, Signore, quanto io sono grata a te. Grata a te, Signore, per ogni vita, per ogni donna che è qua, Signore, perché, Signore, non ha voluto lei, ma ha voluto te che lei ci fosse qua oggi, Padre. E per questo, Signore, io ti ringrazio in nome di Gesù. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Amém. Glória a Dio. Avete visto? Pace del Signore a tutti. Mi presento, sono Andrea, la pastora di questa chiesa, per chi non mi conosce. Siete tutti benvenuti nel nome del Signore Gesù. È un piacere avervi tutti qua. E avete visto al tuo fianco quante donne belle ci sono? Guardati intorno, quante donne belle ci sono. Io mi sono messa il tacco oggi, non fa male ai piedi. Non mi metto mai ai tacchi. Però che bella giornata stare insieme. E in questo momento io volevo invitarti a cantare la fedeltà del nostro Dio. Io credo che ognuno di noi ha vissuto la fedeltà di Dio. E per questo noi siamo qui questa sera, perché abbiamo vissuto nella nostra storia, nel nostro percorso, e abbiamo visto la fedeltà del nostro Dio. Il Signore è buono in ogni tempo, è buono quando ci sono a tempesta, Dio dice non ti lascerò mai. Quando c'è le acque calme, il Signore è con noi. Quando è la nostra barca in mezzo al mare, Dio è lì con noi, quindi Dio non ci lascia mai. Dio è fedele anche quando noi siamo ci dimentichiamo di Dio in mezzo al nostro percorso, ci dimentichiamo di quello che abbiamo promesso. Dio continua ad essere fedele. Ti invito a cantare in questo momento il tuo amore per il Signore, la fedeltà del tuo Dio. Amen. Alleluia. Spirito Santo, nós te agradecemos, nós te ringraziamo, perché tu sei buono e tu sei qui questa sera. Ti amo, Dio, la tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani. Dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Ti amo, Dio, ti amo, Dio. La tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani. Dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele, tu sei fedele in ogni tempo. Alleluia. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tua dolce voce, ascolta, che mi guida in mezzo al fuoco, nell'oscurità, tua presenza mi conforta. So che sei il mio Padre, il mio amico sei. Io vivrò
la bontà del mio Dio. Tu sei fedele in ogni tempo, grazie, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele, tu sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 La tua bontà mi seguirà, la tua bontà mi seguirà, Signore. Tu sei fedele, dichiari così. Tu sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, con ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Con ogni mio respiro, con ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Io voglio che tu faccia un applauso a Dio che ha fatto tante cose nella tua vita, che ti ha benedetto, che ti ha condotto, che ti ha guidato, che ti ha preso cura della tua famiglia. Questo è il nostro Dio, questo è il Dio che noi ringraziamo e questo è il Dio che noi non possiamo viverci senza. Tu puoi dire amen? In questo momento vorrei chiamare qua una persona che è la nostra cantante di questa sera, è Erika Andrade, che è venuta da Mantova. Facciamo un applauso al Signore Gesù. Amém? La conosco da tanto tempo, i nostri cammini si incrociano a volte. L'ho vista un po' di tempo fa, ho detto devi venire al nostro tè e quindi è qui per adorare il Signore e adorare insieme a Dio. Amém? Amém. Dio è buono, amen. Alleluia. Sarebbe bello parlare in portoghese, ma no. Perché ci sono alcune sorelle che magari hanno un'altra lingua oltre il portoghese, e loderemo il Signore. Ma prima di tutto mi chiamo Erika, per chi non mi conosce, io sono di Mantova, sono agitatissima perché è dalla pandemia che praticamente non canto, ma abbiamo fatto questo progetto insieme a mio marito nel 2019, fine 2019, non era ancora mio marito, e abbiamo iniziato questo progetto e il Signore ha messo delle canzoni nel nostro cuore e ha dato questa canzone a Lui. E la prima canzone che ho sentito è stata questa che canteremo insieme adesso.
e in portoghese. Anche le sorelle riusciranno a cantare. E questa canzone praticamente non c'era ancora stata la pandemia e mi ha toccato talmente tanto che l'inizio della canzone dice: Gesù, sei la mia forza, la mia luce e io in te confiderò. Amen. Il titolo del nostro tè di oggi: Donne forti e collegate. Dobbiamo essere forti. Abbiamo passato talmente tanto in questa pandemia. Abbiamo passato tante cose, tanti problemi, che ora siamo qua per lodare insieme al nostro Dio e per far vedere che siamo forti, che siamo connesse, siamo collegati a Lui. Amen? Aprite la Bibbia nel Salmi 100, che enfatizzeremo un versetto che dice proprio così, che siamo forti. Amen? Leggeremo tutto il capitolo 100. Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento, nei Suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome. Il 5. Poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. Il titolo di questa canzone è Dio eterno. Non c'è praticamente più nulla da dire di così grande. Io vi dico, io sono una persona molto seria e nella stessa misura sono un po' anche agitata e un po' pazza, va bene? E canteremo la canzone, potete proiettare magari la lettera, ok? C'è? Amen? Siete vivi? Amen? Ok. No, mettete prima la lettera, c'è le parole, brave. Chi è brasiliana? Ok. Canterò e voi cantate dopo, va bene? Jesus é minha luz e minha força, não temerei. Nunca eu vou temer. E assim a gente vai cantando. Così canteremo, ok? Jesus é minha luz e minha força, não temerei. Nunca eu vou temer. Jesus é minha luz e minha força. Não temerei, nunca eu vou temer. Secondo passo. La canzone c'è un ritmo, c'è la melodia. Ma anche se lì così. Jesus é minha luz e minha força, não temerei. Nulla. Vai! Jesus. Mi sto cantando anche un po' in italiano, già sto facendo la traduzione. Vai! Jesus è mia. C'è l'altra parte che canteremo perché c'è la ripetizione, canteremo nel momento. Va bene? Vai. Vai con la musica.
playback para mim? Playback. Jesus é minha luz e minha força. Jesus é minha luz e minha força, não temerei, nunca eu vou temer, eu espero em Ti, eu espero em Ti, eu confio na luz e minha força, não temerei, nunca eu vou temer. Jesus é minha luz e minha força, não temerei, nunca eu vou temer, eu espero em Ti, eu espero em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Recordarei e nisso confiarei que verei a glória do Senhor. Recordarei e nisso confiarei que verei a glória do Senhor. Jesus, não temerei. Jesus é minha luz e minha força, não temerei, nunca eu vou temer, eu espero em Ti, eu espero em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Recordarei e nisso confiarei que verei a glória do Senhor. Recordarei e nisso confiarei que verei a glória do Senhor. Vedremo la gloria del Signore attraverso le nostre vite, perché il Signore è la nostra forza. Amen? Ponho minha fé em Ti, ponho minha fé em Teu amor, ponho minha fé naquele que é o Deus eterno. Deus, Tu és o Deus eterno. Deus, ponho minha fé em Ti, ponho minha fé em Teu amor, ponho minha fé naquele que é o Deus eterno. Deus, Tu és o Deus eterno. Deus, Tu és o Deus eterno. Ponho minha fé em Ti, ponho minha fé em Teu amor, ponho minha fé naquele que é o Deus eterno. Deus, Tu és o Deus eterno. Deus, Tu és o Deus eterno. Ponho minha fé em Ti, ponho minha fé em Teu amor, ponho minha fé naquele que é o Deus eterno. Deus, Tu és o Deus eterno. Deus, Tu és o Deus eterno. Ponho minha fé em Teu amor, ponho minha fé. Tu
és o Deus eterno. Deus, tu és o Deus eterno. Ponho minha fé. Que é o Deus eterno. Deus, tu és o Deus eterno. Deus, tu és o Deus eterno. Aleluia! Il Signore è il nostro Dio eterno. Amém? Glória al Signore. Amém, glória a Dio. Tante volte noi pensiamo che veniamo qua e che non succeda niente. Ma ogni volta che tu vieni a casa del Signore, cose grandi succedono nella tua vita. In questo momento io voglio chiamare Ana Maria, che starà portando una testimonianza di cosa Dio ha fatto nella sua vita. Potete sedere, grazie. Ci ho mai parlato in pubblico e sono anche un po' timida di solito. Portate pazienza. Allora, da dove iniziare? 7 anni fa, credo, adesso, sono arrivata adesso, Dio ci ha voluto portare a Verona, vicino alla mia cara sorella cristiana. E sono io, mio figlio, era ancora piccolo, andava a scuola, alle elementari. A quell'epoca ogni weekend andava con suo papà e io rimanevo a casa da sola. Lei, per non lasciarmi a casa da sola, che sapeva, mi invitava al tè e io ci ho partecipato qualche volta. E quest'anno non ero ancora pronta a quell'epoca. Ho detto, già corro tanto con mio figlio, ho detto non ho bisogno di un impegno in più, di venire in chiesa tutti i sabati. E invece quest'anno mi sono battezzata anche. E veniamo io e anche mio figlio tutti i sabati qua. Perché siamo cambiati e sono tanto grata a Dio per tutto questo, perché anche mio figlio viene volentieri e mi sono sempre trovata bene con voi e sono grata di tutto a Dio per tutto quello che ha fatto con noi.
Glória a Dio. Ti invito a stare in piedi in questo momento. La storia di Gideone è una storia fantastica, vero? È credere nel nome del Signore Gesù e andare in battaglia con solo 300 è avere tanto coraggio. Quindi questa sera ti invito a offertare e decimare nella casa del Signore. Volevo fare una preghiera e volevo già invitare la nostra cantante, che dopo canterà un'altra canzone per noi. Ti invito a chiudere i tuoi occhi, a alzare le tue mani, anche se tu in questo momento non ce l'hai, alza la tua mano e dichiara con coraggio, dichiara a porta aperta, dichiara prosperità sulla tua casa, dichiara che Dio darà qualcosa di nuovo, dichiara che le porte nuove si apriranno. Forse tu stai cercando di cambiare un lavoro e Dio aprirà questa porta, io sono sicura, e tu testemunherai questo, amém? Preghiamo in questo momento. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi in questo momento vogliamo offertare nella tua casa, Signore. Noi ti ringraziamo per questo momento, noi ti ringraziamo e noi capiamo, Signore, che questo è anche un momento di adorazione a te, Padre. E in questo momento, Signore, che ogni donna, che ogni persona che è qui questa sera, Padre, che ha bisogno di una porta aperta, di bisogno di prosperità, Signore, noi abbiamo cantato che tu sei fedele, noi ancora dichiariamo, Signore, la tua fedeltà, Padre. Noi dichiariamo anche che noi possiamo essere fedeli, Signore, verso di te, Signore, con tutto ciò che tu ci dai, con tutto ciò che, Signore, tu provvedi nella nostra vita, Padre. E per questa sera, Padre, con un cuore grato, noi vogliamo portare la nostra adorazione alla tua casa, Signore, nel nome di Gesù. Amém. Il Signore è qui, amen? Alleluia. Alleluia. Tu sei qui, ti muovi in mezzo a noi, ti adorerò, ti adorerò. Tu sei qui, cambi il destino, ti adorerò, ti adorerò. Tu sei qui, fai miracoli, ti adorerò, ti adorerò. Tu sei qui, hai cambiato la mia vita, ti adorerò, ti adorerò. Tu sei un Dio di miracoli, Dio di promesse, la strada nel deserto, luce nel buio sei, Dio, sempre tu sarai. Tu sei un Dio di miracoli, Dio di promesse, la strada nel deserto, luce nel buio sei, Dio, sempre tu sarai. Tu sei qui, toccando i nostri cuori, ti adorerò, ti adorerò. Tu sei qui, ti adorerò, ti adorerò. Tu sei qui, cambi i nostri cuori, ti adorerò, ti adorerò. Tu sei qui, cambi la mia vita, ti adorerò,
ti adorerò. Tu sei un Dio di miracoli, Dio di promesse, la strada nel deserto, luce nel buio sei Dio, sempre tu sarai. Tu sei un Dio di miracoli, Dio di promesse, la strada nel deserto, luce nel buio sei Dio, sempre tu sarai. Aleluia! Tu ci consoli, restauri i nostri cuori. Tu sei la risposta, Gesù. Tu sei un Dio di miracoli, Dio di promesse. Luce nel buio sei Dio. Tu sei un Dio di miracoli, Dio di promesse, la strada nel deserto, luce nel buio sei Dio, sempre tu sarai. Dio di promesse, sempre tu sarai, meu Deus é. Dio, sempre tu sarai. La strada nel deserto, luce nel buio sei Dio. Alleluia! Il Signore sempre sarà. Amen. Glória a Dio, Dio è grande, Dio è fedele. Potete sedersi. Prima che io chiami la pedicatrice di questa sera, quando la nostra sorella Sandra è cominciato a questo evento, la prima parola che lei ha detto che tante volte nós dobbiamo abbracciare qualcuno, tante volte nós passiamo vicino qualcuno, dobbiamo dare un abbraccio. Non è vero? Mi sa che tu hai sentito. Mas eu voglio dire una cosa a tutte noi questa sera. Noi possiamo abbracciare noi lo stesso. E questa sera, il nostro Dio vi chiede questa sera, abbracciatesi. Stesso e dichiarar que tu te ama. Tu te ama. Amém? E la tua parte, la minha parte, vale ouro. Amém? In questo momento volevo chiamare la nostra querida sorella Ali, che porterà per noi questa sera
la parola di Dio. Questa donna, che per me e pela sorella Sandra, è una donna grandissima di Dio. Abbiamo già imparato tanto con lei. Io avevo chiesto anche al Signore, mio Dio, me lo dai la serenità e la calma da Ale. Ma non c'è niente da fare. Ognuno ha la unzione unica che il Signore lo dà. E la sua unzione è questa. Amém? Eccolo qua. Facciamo uma preghiera. Você quer subir? Ah, ok. Senhor meu Deus, Tu és grande, Tu és fedele. Tu hai preparado tudo, Padre. Te ringraziamo, Senhor, pela Tua filha que é qua questa sera. Usa lei, Senhor, como Tu instrumento. Que lei possa essere, Senhor, la Tua boca. E que nós possamos ricevere, Senhor, da Te. Através da boca da Tua filha. Mas que nós não possamos rimanere somente per noi. Mas que nós venhamos frutificar a tutti aqueles, Senhor, que hanno bisogno de mangiare questo fruto. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridas. Boa noite. Acho que é boa tarde. A paz do Senhor Jesus, amém? Pace del Signore Gesù, amém. Come to me. Oh, desculpa, venha comigo. Vamos ficar aqui pertinho. Vieni con me, staremo qua vicino. Antes de nós começarmos, eu queria pedir duas assistentes aqui. Prima che noi iniziamo vorrei chiedere due Duas assistenti queridas qui, que possam nos ajudar a distribuir essas fitinhas aqui. che possono aiutarmi a distribuire questi spaghi qui. Se faltar, Se manca, na cadeira aqui atrás tem mais. nella sede che c'è dietro ce ne sono Uma para ancora. cada uma, bem rapidinho. Una per ognuno di noi. Molto veloce. Uma para cada um, bem rapidinho. Una per ognuno. Quem já pegou, levanta a mão aí. Chi Quem l'ha não già tem? preso può alzare la mano. Todo mundo tem? Ce l'avete tutti? Tem alguém que tem um celular bem pertinho aqui que pode C'è me qualcuno emprestar che ha no un cronômetro? cellulare qui vicino, puoi prestarmelo, un cronometro. Pronto? Todo mundo tem? Quem não tem, corta ali rapidinho, está na cadeira ali. Todo mundo tem que ter um. Só um. Aleluia. Respira. Glória a Deus. Pronto? Quem não tem, levanta a mão para facilitar. Desculpa, não cortei o suficiente, perdão. Sorry. Agora todo mundo tem? Eu vou dar 15 segundos para vocês. E vocês vão fazer um laço E voi farete un laccio no seu braço nel tuo braccio com essa corda. Peraí, eu vou Com falar. essa corda. 1, 2 e foi. Faz aí. Faz um laço, gente. Faz um laço no braço. Um laço. Um laço, gente. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Ixi. Quem já conseguiu, levanta a mão. Mais um segundo, mais um. Quem acabou vai ficando em pé. Vão, gente. Chi ha terminato Vamos lá, si alza vamos in piedi, lá. Veloci, veloci. Acabou o tempo. È terminato il tempo.
Quem conseguiu, levanta a mão. Chi ce l'ha fatta alzi la mano. Quem não conseguiu, Chi non ce l'ha fatta? agora senta quem conseguiu e quem não conseguiu, levanta. Allora si alza chi ce l'ha fatta, si siede, si alzi chi non ce l'ha fatta. Quem não conseguiu, fica aí de pé. Chi non ce l'ha fatta rimanga in piedi. Agora eu vou perguntar para vocês que conseguiram. Io- Por Adesso chiederò a voi che ce l'avete fatta. Por que vocês não ajudaram umas às outras? Perché non avete aiutato una per l'altra? Tinha regra de ganhar prêmios? C'era un premio da guadagnare? Tinha regra que não podia ajudar? C'era regola che non si poteva aiutare? A única regra é que tinha que fazer um laço. L'unica regola era che bisognava fare il laccio. Hoje nosso tema aqui que nós vamos falar é sobre Il nostro tema di estarmos cui oggi parleremo unidas, è essere forti e conectadas. collegate. Mas muitas vezes Ma molte volte nós olhamos só para nós, noi guardiamo solo noi para o nosso melhor laço per il nostro miglior laccio e esquecemos de quem está do nosso e lado. dimentichiamo di chi è a fianco a noi. Essa dinâmica é muito simples, Questa dinamica è molto semplice, mas ela nos leva a pensar ma lei ci porta a pensare que nós não estamos sozinhos. che noi non siamo sole. Nós não conseguimos conectar se formos um. Noi non riusciamo a collegarci se siamo da soli, Nós precisamos mais de um. ma abbiamo bisogno di una persona. E muitas vezes estamos olhando só para o nosso umbigo E molte volte stiamo guardando solo per noi. e esquecemos das pessoas que estão ao nosso Ci redor. dimentichiamo delle persone che sono accanto a noi. Nós queremos estar Noi conectadas, vorremmo rimanere unite, mas não estamos prontas para estender a nossa mão ma non siamo pronte per stendere la nostra mano e oferecer ajuda. e offrire aiuto. Então você vai levar essa cordinha para casa Quindi porterai questo nodo, questa cordicella a casa. e toda vez que você olhar para ela, Tutte le volte che la guarderai, você vai lembrar tu ricorderai que você pode estender a mão che para tu puoi alguém. stendere la mano per qualcuno. Conexão Connessione são laços, sono nodi, são pontes sono ponti que nos ligam che ci legano umas às outras. una all'altra. Amém? Amen. Vamos à palavra. Andiamo alla parola. Podemos ficar por aqui? Ok, para cima. Eu gosto de ficar perto. Io voglio stare vicino. A Marinei diz que eu sou muito calma, mas tem hora para ser calma. Mas tem hora que a coisa aperta. Não fiquem tristes comigo. Essa dinâmica foi só para a gente refletir. Non siete tristi con me, questa dinamica è stata solo per riflettere. Amém? Eu quero agradecer a pastora desta igreja Io voglio que me ringraziare la recebeu pastora di questa chiesa com muito carinho che aqui. ha ricevuto con molto affetto qui. Para quem não me conhece, eu sou a Liane, Per chi non mi conosce sono Liani, mas quase todo mundo me chama de Ali. ma quasi tutti mi chiamano di Ali. Eu conheci a Marinei, Eu né, conosciuto a através de um Marinei. curso, Attraverso il corso, como ela falou, que fizemos così come juntas. lei ha detto che abbiamo fatto insieme. E eu me sinto muito honrada de estar aqui Mi hoje, sento molto onorata di essere qui oggi, dividindo a palavra do Senhor com vocês. dividendo la parola del Signore con voi. Não vai ter mais dinâmica, respirem. Non ci saranno più dinamiche, respirate. Quando ela me disse sobre o tema, Quando lei mi ha parlato riguardo il tema, sobre estarmos conectadas, riguardo a essere unite, o Senhor trouxe a mim duas mulheres, il Signore ha portato a me due donne que está em Lucas capítulo 2 che sono in Luca capitolo 2 e se repete em Mateus capítulo 1. e si ritrova in Matteo capitolo 1. E essas duas mulheres têm um nome bem conhecido de nós. E queste due donne hanno dei nomi ben conosciuti da noi. Maria, Maria, a primeira delas, la prima, e Isabel, e Isabel, sua prima. la sua cugina. Essas duas mulheres foram conectadas Queste due donne erano unite por um mesmo propósito. dallo stesso proposito. Elas tinham sonhos parecidos, E loro avevano dei sogni, condições parecidas, e quando i sogni erano svaniti, erano uguali, iguale, vale.
Elas estavam grávidas. Loro erano incinte. Isabel já era de idade Elisabetta già aveva la sua età e ela estava grávida e lei era incinta de João Batista. di Giovanni Battista. Maria, Maria, através do Espírito Santo, attraverso dello Spirito Santo, carregava em seu ventre portava nel suo ventre o Salvador. il Salvatore. Maria foi avisada por um anjo Maria è stata avvisata da un angelo que ela seria visitada pelo Espírito Santo. che lei sarebbe stata visitata dallo Spirito Santo. E quando ela foi escolhida, E quando lei è stata scelta, ela não teve dúvidas. lei non aveva dubbi, Ela não recuou. lei non ha reclamato, Ela não pensou em desistir. lei non ha pensato di desistere. E ao contrário de Zacarias, marido de Isabel, E al contrario di Zaccaria, il Che marito duvidò. di Elisabetta, che ha avuto dubbi, ela creu. lei ha creduto. E quando o anjo a visitou e que ela ficou grávida, E quando l'angelo l'ha visitata che lei era incinta, antes disso ela fez uma pergunta para o prima di anjo: fare questo le ha fatto una domanda all'angelo. como isso se sucederá? Come accadrà questo? E ele falou: E lui ha parlato. descerá sobre ti Scenderà su di te o Espírito Santo lo Spirito Santo, e o poder do il Altíssimo potere dell'Altissimo te envolverá. ti riempirà. Não vinha da vontade própria dela Non veniva dalla sua propria volontà e pela idade dela parecia ser algo bem difícil de acontecer, e per la sua età gli sembrava che fosse qualcosa di difficile da accadere, mas ela creu. ma lei ci ha creduto. E aqui em Lucas capítulo 2 fala que quando ela já estava grávida, E qui in Luca capitolo 2 parla che quando lei già era incinta, o anjo avisou para ela, né, l'angelo l'ha avvisata que a sua prima também estava che grávida anche la sua cugina era incinta e que ela fosse visitá-la. e che lei doveva andare a visitarla. Ela fosse se conectar com ela. Lei doveva collegarsi con lei. Elas estavam carregando em seu ventre Loro stavano portando nel loro ventre um profeta un profeta e um salvador. e un salvatore. Os sonhos I sogni eram bem parecidos. erano ben chiari. Elas seriam logo Loro sarebbero state presto mães. mamme. A diferença, a Bíblia fala em La Lucas differenza capítulo parla che la 2, Bibbia che loro due que eram de 6 meses, Que a eram 6 gestação meses. de uma para a outra. c'erano 6 mesi di differenza tra l'uno e Mas os l'altro, sonhos ma i sogni eram o mesmo. erano uguali. O propósito I propositi era bem semelhante: si assomigliavano. trazer um profeta Portare un profeta e trazer um salvador. e portare un salvatore. Aliane, por que você está falando sobre isso? Aliani, perché stai parlando riguardo questo? Porque nós estamos falando de conexões. Perché noi stiamo parlando di connessione. Nos dias de hoje, nós queremos ter conexões como forma de autopromoção. Al giorno d'oggi noi vogliamo avere una connessione come forma di autopromozione. Ah, eu vou me juntar com aquela pessoa porque io ela mi tem collego algo con quella persona mais. perché ha qualcosa di più. Ah, vou com aquela porque tem mais Vado dinheiro. con quella perché ha più soldi. Ah, vou me juntar com ela porque ela é esposa do pastor vado e eu com vou lei ter porque os ela é mulher privilégios do da pastor. igreja. E avrò il privilegio nella chiesa. Ah, eu vou juntar com aquela Io andrò con quella porque sempre estamos pensando perché sempre stiamo pensando naquilo que vai ser benefício para in nós. quello che sarà un beneficio per noi. Quando essas duas mulheres se juntaram, não havia aqui troca de benefícios, Quando queste due donne si sono unite non c'era uno scambio di beneficio, mas havia uma comunhão, ma c'era una comunione, aprendizado, un insegnamento, crescimento, una crescita, sem interesse próprio. senza un interesse proprio. Por que queremos nos conectar hoje? Perché vogliamo collegarci oggi? Ah, queremos ser mulheres fortes. Vogliamo essere donne forti, Mas eu não sou capaz nem de ajudar a minha irmã a fazer um laço. ma non riesco neanche ad aiutare una sorella a farsi un nodo, Mas eu quero me conectar. ma voglio collegarmi. Com quem você quer se Con conectar? chi vuoi collegarti? Ah, mas a irmã falou que você era tão mansa, Ma la sorella ha detto che tu eri così mansueta. A pessoa mansa ficou na Suíça hoje. Ma la persona mansueta è rimasta in Svizzera. Porque nós estamos precisando acordar. Perché noi abbiamo bisogno di svegliarci. Igreja de Cristo, Chiesa di Cristo, nós precisamos acordar. noi abbiamo bisogno di svegliarci. Não é porque o tema é bonito, Non è che perché il tema è bello, que as palavras vão ser sempre belas. che le parole sono sempre belle, Porque ela tem que nos cortar, perché devono tagliarci, tem que nos instruir devono istruirci, e tem que nos fazer crescer. devono farci crescere. Queremos nos conectar, mas não podemos ser egoístas. Vogliamo collegarci, ma non possiamo essere egoiste.
Queremos nos conectar, vogliamo collegarci, mas temos que dar o que há de melhor em nós. ma dobbiamo dare ciò che di meglio abbiamo in noi. Quando Maria Quando Maria e Isabel se encontraram, e Elisabetta si sono incontrate, Isabel abençoou Elisabetta ha benedetto o ventre de Maria. il ventre di Maria. As crianças se reconheceram I bambini si sono riconosciuti ainda dentro do ventre. già dal ventre. Houve uma troca. C'era uno scambio, Houve ali um momento c'è stato lì un momento abençoador. benedetto. Como temos chegado diante das pessoas? Come siamo arrivati davanti alle persone? Eu sou uma pessoa que observo muito. Io sono una persona che osserva molto E quando eu cheguei, e quando sono arrivata eu pensei, io ho pensato, todos aqui conhecem o tema. tutte qui conoscono il tema, Alguns estavam correndo para lá e para cá, qualcuno stava correndo di qua e di là, cuidando dos últimos detalhes. prendendo cura degli ultimi dettagli, Outras estavam quietinhas e tímidas nos seus lugares. altre erano lì tranquille e timide nei loro luoghi, Outras conversavam umas com as altre outras, conversavano, como eu conhecia as lindas ali. così come io conoscevo delle persone lì, E outras estavam sérias. e altre erano serie. Mas se nós somos um corpo, Ma se noi siamo un corpo, nós temos que estar ligadas. noi abbiamo bisogno di essere collegate. Nós temos que chegar e Dobbiamo aonde nós arrivare, e chegarmos, dove arriviamo, nós temos que abençoar. ne dobbiamo benedire. A nossa boca La nostra bocca tem que ser usada deve essere usata para conectar com os outros per collegarsi con gli as altri, palavras do céu. con la parola del cielo. Um abraço, Un abbraccio, um sorriso, un sorriso, um carinho. qualcosa di affettuoso. Nós temos que mudar Noi dobbiamo cambiare para sermos igreja de Cristo. per essere una chiesa di Cristo. Quando Maria estava lá com Isabel, Quando Maria era là con Elisabetta, elas trocaram, loro si sono scambiate. como nós dizemos no Brasil, trocaram as figurinhas. Loro sono scambiate, come diciamo in Brasile, le figurine. Quem aqui já esteve grávida, Chi già qui era levanta a mão. può alzare Quem la já mano. teve mais de um filho, Chi ha già avuto più di un figlio. eu tenho certeza que você já pôde trocar a sua experiência de gravidez com uma outra mulher. Io ho sicurezza che tu puoi già scambiare la tua esperienza di essere incinta con un'altra donna. E com certeza você aliviou o coração dessa mulher E con certezza tu hai alleviato il cuore di questa donna com as dicas que você deu para ela. con i consigli che tu hai dato a lei, Com um abraço, con l'abbraccio, com uma recomendação con una raccomandazione por andar per juntas. andare insieme. E aí nós vamos para duas outras mulheres maravilhosas que eu amo, que é Ruth e Noemi. E noi andiamo da qui per altre due donne che io amo, che sono Ruth e Noemi, Nora e sogra. nuora e suocera. As duas Loro due já não tinham mais marido. non avevano più marito, Poderiam se separar, potevano separarsi, viver as suas vidas, vivere le loro vite, mas uma delas ma una di loro decidiu cuidar. ha deciso di prendersi cura. Cuidar é algo que hoje nós não queremos Prendersi mais. cura è qualcosa che oggi noi non vogliamo. Plantamos e queremos colher, mas Piantiamo não, e vogliamo raccogliere, mas não queremos cuidar. ma non vogliamo prenderci cura. Quem aqui gosta de plantas? A chi piacciono le piante? Eu amo. Io le amo. Tenho muitas em Ne casa. ho molte in casa. Meu marido também Mio ama, marito, anche lui le ama, mas ele não cuida. ma non prende cura. Mas ele sempre fala, as plantas estão bonitas. Ma lui sempre dice le piante sono belle. E eu falo, é porque eu cuido. Io dico sì, è perché le prendo cura io. Nós queremos uma igreja sarada, Noi vogliamo una chiesa curada, risolta, curata, mas nós não queremos cuidar. ma non vogliamo prenderci cura, Porque cuidar dá trabalho. perché prenderci cura è lavorare. Eu tenho que renegar as minhas vontades, Io devo rinunciare renunciar, alla mia volontà para que eu faça, para que eu tenha o cuidado com o outro. perché io possa prendermi cura degli altri. Ah, mas é isso, deixa para os pastores. Ah, ma questo lascialo ai pastori. Eu quero contar algo para Io vocês. voglio raccontare qualcosa per voi. Pastores pastoreiam, I pastori pastorano, mas ovelhas ma le pecore geram ovelhas. producono altre pecore. Eu falo rápido. Ela está perdida comigo. Mas eu não sei quanto tempo eu tenho. Tem tempo? Olha, vigília hoje, gente. Aleluia.
Mas eu não quero cuidar. Ma io non voglio prendere cura. As ovelhas chegam. Le pecore arrivano. Ah, muito difícil. Ah, è molto difficile. Dá muito trabalho. Ah, dà molto lavoro. Ah, não tem quase ninguém. Ah, non c'è quasi nessuno. Mas quantos eu convidei? Ma quante persone ho Quantos eu invitato? cuidei? Di quante persone ho preso Quantos eu cura? busquei? Quanto ho cercato? Quantos eu fui atrás e falei, estou sentindo a sua falta. Quante volte sono andata dietro a qualcuno e ho detto mi manchi, Mas eu quero me conectar. ma io devo collegarmi. Tá na moda. È di moda, Mas nós não andamos na moda. ma noi non andiamo con la moda. Nós andamos por Cristo. Noi andiamo con Cristo E Ele quer uma igreja que seja ativa. e Lui vuole una chiesa che sia attiva. Ele não quer mulheres conectadas para tomar um café. Non vuole donne che si collegano per prendere un caffè. Mas Ele quer mulheres Vuole donne que através de um café che attraverso un caffè transmitam a glória dele trasmettano la sua e gloria tragam o reino dele nessa e terra. portino il suo regno in questa terra. O que temos feito? Che cosa abbiamo fatto? Ruth e Noemi Ruth e Noemi não se separaram. non si sono separate. Quando cada uma podia ir cuidar da sua própria vida, Quando ognuna di loro poteva prendersi cura della propria vita, continuaram andando juntas. hanno continuato ad andare insieme. Estavam conectadas Erano collegate para um único propósito, per un unico proposito, de cuidar. di prendersi cura. Mulheres conectadas têm Le donne como collegate prioridade E con priorità o cumprimento do seu ministério. è il compimento del suo ministero. Ah, mas eu estou sempre aqui na igreja. Ma io sono sempre qua in Eu chiesa. venho de manhã, de tarde, de noite, todo dia que tem culto. Vengo di mattina, di sera, tutte le volte che c'è il culto. Mas este não é o seu primeiro ministério. Ma questo non è il tuo primo ministero. O seu primeiro ministério Il tuo primo ministero é a sua família. è la tua famiglia. Mas como assim, Ma Aliane? come così, Eliane? A Bíblia fala La Bibbia dice que se nós cuidamos dos de fora che se noi prendiamo cura di quelli di fuori e não cuidamos dos de dentro da nossa e non casa, prendiamo cura di coloro che sono dentro la nostra nós casa, somos piores noi siamo peggiori do que os incrédulos. degli increduli. Mas eu faço tudo na igreja. Io faccio tutto in chiesa. O Senhor não quer que você faça tudo. Il Signore non vuole che tu fai tutto. Ele quer que você faça o que Ele te manda fazer. Dio vuole che tu fai quello che Lui ti manda a fare. E muitas vezes tem mulheres fazendo E demais. molte volte ci sono donne che fanno tanto E tem algumas que não fazem nada. e ce ne sono alcune che non fanno nulla. Não porque não queiram, Non perché non vogliono, porque talvez não sobra nada para ela fazer também. ma perché magari non fanno nulla per fare qualcosa. Porque alguém que não está cuidando da sua família Perché qualcuno che non prende cura della sua famiglia quer cuidar de tudo na igreja. vuole prendersi cura di tutto in chiesa Que tenhamos cuidado. e ce ne prendiamo cura. Tem lugar para todas Ci sono luoghi per tutti no ministério. nel ministero. Não queira reger tudo. Non voler reggere tutto, Não queira cuidar de tudo. non voler prenderti cura di tutto, Não abrace o mundo com as suas pernas, non abbracciare il mondo con le tue braccia, porque você não vai conseguir gambe. segurar. perché sennò tu non riuscirai a tenerlo. Ano passado, L'anno passato, nessa mesma época, me desculpe, hoje é in questo stesso momento, 23, não. No dia 7 de novembro do ano passado, nel giorno 7 di novembre dell'anno nós scorso, realizamos uma conferência em Belo Horizonte, noi abbiamo avuto una conferenza in Belo Horizonte, 10 horas numa imersão 10 ore di un'immersione sobre a palavra de sulla Deus. parola di Dio. E eu estava ainda na Suíça. Io ero ancora in Svizzera Eu orei para que Deus me levantasse pessoas e ho pregato perché Dio alzasse que persone fossem meus braços e minhas pernas no che Brasil, fossero le mie braccia e le mie gambe in Brasile, porque eu só ia chegar 4 dias antes da conferência. perché io arrivavo solo 4 giorni prima della conferenza. E o Senhor levantou braços e Il pernas. Signore ha alzato braccia e gambe E uma perna quis ser muito comprida, e una gamba deve essere molto forte, longa, lunga. Ok. muito comprida. E quando uma perna é mais comprida que a outra, a gente fica E quando una è più lunga dell'altra deformado. rimaniamo deformati. Mas não digo isso com um coração pesaroso, Ma io dico con un cuore pesante porque nós aprendemos com isso. perché noi abbiamo già perso tempo con questo. E havia uma moça que ficou encarregada de fazer uma tarefa, E c'era una ragazza che voleva fare 2 cose porque ela fazia isso com muita excelência. perché faceva questo con molta eccellenza. E quando ela cumpriu essa tarefa com excelência, ela quis fazer outra. E quando lei ha compiuto queste cose con eccellenza ha distrutto le altre.
Mas o Senhor não disse que era para ela fazer. Ma il Signore non le ha detto che doveva farle lei. E ela ficou fatigada, E lei è rimasta affaticata porque corria para todo lado, perché correva da tutte le parti, tentando resolver aquilo que ela não foi chamada para tentando di fazer. risolvere quello per cui lei non era chiamata da fare. E um dia antes da conferência, E un giorno prima della conferenza ela viu uma foto, lei ha visto una foto e nessa e in foto questa foto estava tudo pronto era tutto pronto o que ela estava tentando fazer. di quello che lei stava cercando di fare. E Deus falou para ela E assim: Dio ha detto così a lei: sabe por que você está cansada? sai perché sei stanca? Porque você está fazendo Perché tu stai facendo o que eu não te mandei fazer. quello che io non ti ho mandato a fare. Isso é para nós entendermos que não é estarmos atarefadas, Questo è perché noi capiamo che non è essere occupati, mas é sermos ma obedientes. essere obbedienti. Mulheres conectadas com Deus, Donne collegate con Dio elas escutam a voz do seu Senhor ascoltano la voce del loro e elas Signore são e sono obedientes. obbedienti. E depois ela chegou para mim e falou assim: eu preciso dar esse testemunho. E dopo è arrivata a me e ha detto: Eu io estou bisogna sempre dare la cansada. testimonianza. Io sono sempre stanca, Mas eu descobri que eu estou cansada, ma io, porque eu não, ma io ho scoperto che sono stanca porque eu não estou ouvindo a voz do meu perché non sto Senhor. ascoltando la voce del Signore, Eu não estou conectada com o perché meu non sono Senhor. collegata col mio Signore. A nossa preocupação La nostra preoccupazione não deve ser estar conectada non è essere collegati com as coisas do mundo, con le cose del mondo, mas com as coisas do Senhor con le cose del e Signore com o próprio Senhor. e con il proprio Signore. Porque quando nós escutamos a Ele, Perché quando noi ascoltiamo Lui, nós encontramos descanso, noi troviamo riposo. repouso. Só para a gente entender, Solo per capire, primeiramente nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. prima noi dobbiamo amare Dio soprattutto Em ad ogni segundo cosa. lugar, nós devemos Secondo, amar e noi dobbiamo o nosso próximo como a nós mesmos. amare il nostro prossimo come noi stesse. Como eu tenho me amado? Come mi sono amata? A irmã falou aqui, se dê um La sorella abraço. ha parlato qui, datti un abbraccio, Fala o quanto você se ama, parla con te che ti ami. à medida do amor que eu me amo. La misura in cui io mi amo, Eu vou amar o meu io próximo. amerò il mio prossimo. E assim a gente pode ver nessas mulheres da Bíblia. E qui lo possiamo vedere nelle donne nella Bibbia. E eu quero trazer aqui para vocês um exemplo de mulher, Io voglio portarvi qui un esempio di que é uma donne, das que eu mais amo na palavra. di una di cui più amo nella parola, Débora. Deborah. A história de Débora está no livro de Juízes, La storia di Deborah è nel libro dei Giudici, no capítulo 4. nel capitolo 4. Débora Deborah era uma mulher influente era una donna influente no seu tempo, nel suo tempo, onde as mulheres nem sequer dove le donne nemmeno vogliono, eram lembradas ou faladas. non erano così considerate. Considerada. Era uma mulher dona de uma família Era una donna a capo di una famiglia que delegava che delegava serviços às suas il servas, servizio alle sue serve, que era juíza che era giudice e profetisa. e profetessa. E nenhuma das áreas E in nessuna area ficava descoberta em sua vida. era scoperta. Ela era tão poderosa nesse tempo, Lei era così potente in questo como tempo, juíza, profetisa, come mãe, giudice, mulher, profetessa, madre, tudo que ela moglie, poderia ser, tutto quello che lei poteva essere, que ela foi convocada para ir para uma guerra. che lei è stata convocata per andare in guerra. E quando ela foi, E quando lei è andata, o Senhor entregou um exército inimigo il Signore gli ha dato l'esercito nemico nas suas nelle mãos. sue mani. Mas Débora nos mostra algo. Ma Deborah ci mostra qualcosa. Ela tinha o controle Lei aveva il controllo dentro da sua casa. dentro la sua casa. É um ponto muito importante È un punto molto importante para você que quer estar conectada com outras per tu mulheres. che vuoi essere collegata con altre donne. Antes de se conectar fora, Prima di collegarti fuori, tenha o controle dentro da sua casa. tieni il controllo dentro la tua casa. Não queira fazer fora Non voler farlo fuori, aquilo que você não faz dentro, quello che tu non fai dentro, porque não faz sentido. perché non fa nessun risultato. Se você não é submissa dentro de casa, Tu non sei sottomessa in casa, você não vai ser submissa às suas autoridades. tu non sarai sottomessa sotto Você le não vai ser autorità. submissa dentro da igreja, Tu non sarai sottomessa dentro in chiesa, porque você não aprendeu dentro de casa. perché tu non hai capito dentro in casa. Se você não ama as pessoas que estão dentro da sua Se casa, tu non ami le persone che sono dentro o la tua amor casa, que você vai distribuir na igreja vai ser falso.
l'amore che tu distribuirai in chiesa è falso. É duro de ouvir, È duro da ascoltare, mas precisamos aprender. ma abbiamo bisogno di capire. Uma igreja forte Una chiesa forte é uma igreja que começa dentro de casa. è una chiesa che inizia dentro di casa. É uma igreja que tem bases na família. È una chiesa che ha basi in famiglia. É uma igreja que Jesus È una chiesa che Gesù não é um visitante em casa, non è il visitante in casa, mas ele é o anfitrião. ma è l'uomo che l'ha creata. Nós precisamos entender Noi abbiamo bisogno di capire que quando nós abandonamos o nosso lar, che quando noi abbandoniamo la nostra casa ele fica vulnerável diventa vulnerabile e o inimigo entra e il nemico entra e saca e distrugge aquilo que nós deveríamos proteger. quello che noi dovremmo proteggere. Nós precisamos nutrir a nossa família, Noi abbiamo bisogno di nutrire la nostra famiglia porque na igreja perché in chiesa nós viemos para ter comunhão, noi veniamo per avere comunione, para aprender, per imparare, nós viemos para receber, noi veniamo per ricevere, mas a nutrição ma il nutrimento começa em casa. inizia in casa. Imagine como seria difícil Immagina come sarebbe difficile se vocês não lessem a Bíblia em casa. se tu non leggi la Bibbia in Eu casa. estaria aqui hoje falando grego Io sarei oggi qui parlando e ela traduzindo chinês. in greco e lei traducendo cinese. Porque vocês iriam perguntar assim, o que ela está falando? Eu nunca Perché vi tu isso na diresti, Bíblia. Che cosa sta dicendo? Porque os pastores não conseguem ler toda a Bíblia para vocês todo dia. Perché i pastori non riescono a leggere la Bibbia per te tutti i giorni. Nós precisamos comer em casa Noi abbiamo bisogno di mangiare in casa e virmos cheios para os cultos. e arrivare pronti per il culto E não o contrário. e non il contrario. Não, mas eu aprendo muito. Ah, ma io imparo molto. Existem águas mais fundas. Esistono acque più profonde. Pare de molhar as suas canelas Basta di guardare e mergulhe. entra dentro nell'acqua. Mergulhe na água. Entra in profondità. Não fica no raso. Non rimanere nel laccio. A igreja vai crescer muito Superfície. mais. La chiesa crescerà di più. Se a igreja chegar aqui para ter comunhão Se la chiesa è arrivata qui per avere comunione e não para beber leite. e non per bere il latte. Latte. Italiano é muito bonita, né? Nós precisamos olhar mais para Cristo Noi abbiamo bisogno di guardare di più per Cristo dentro da nossa casa. dentro la nostra casa. É muito fácil È molto facile ser cristão dentro da igreja, essere cristiani dentro in chiesa onde as pessoas só nos veem quando le persone solo ci vedono por algumas horas, per alcune ore, mas dentro de casa, ma dentro in casa, onde nós comemos o quilo de sal, quando noi mangiamo 1 chilo di sale, onde as pessoas conhecem as nossas dove le persone fraquezas, conoscono le nostre debolezze, é que nós temos que ser è che noi dobbiamo essere verdadeiros cristãos. veri cristiani. O que vem para a igreja Quello che arriva in chiesa é a ponta do iceberg è la punta dell'iceberg daquilo tudo que somos. di quello che noi siamo. A palavra nos corta, La parola ci taglia, mas o Senhor, ma il Signore Ele só admoesta, Ele só corrige egli solo ci corregge, a quem Ele ama. colui che ama. Então eu quero dizer para vocês, cuidem do seu lar. E quindi voglio dire a voi, prenditi cura della tua casa. Ah, mas eu não sou casada Ah, ainda. ma io non sono sposata. Aí tem uma regra. Allora lì c'è una regola. As solteiras, os Le solteiros, single cuidem das coisas do Senhor. Você tem mais tempo. prendono cura delle cose del Signore, c'è più tempo. Mas os casados, Ma gli sposate cuidem das coisas de casado. prendono cura delle cose di sposate. Se você não cuida do seu casamento, Se tu non prendi cura del tuo não matrimonio, pense que alguém de fora vai cuidar para você. non pensare che qualcuno da fuori aiuterà te. Se você não cuida dos seus filhos, Se tu non prendi cura dei tuoi figli, ensinando-os pelo caminho, insegnandogli il cammino, não pense que só a escola dominical vai ensinar para non eles. pensare che solo la scuola domenicale insegnerà loro. Porque o mundo também vai ensinar muita Perché anche coisa il mondo gli insegnerà molte que você cose não queria que ele aprendesse. che Dio non vuole che loro imparino. Não delegue responsabilidades que são suas. Non delegare responsabilità che sono tue. Conecte no Senhor. Collegati al Signore. Nós precisamos aprender a sermos vulneráveis a Deus. Noi abbiamo bisogno di imparare ad essere vulnerabili a Dio. Quando nós somos vulneráveis a Ele, Quando noi siamo vulnerabili a Lui, nós nos conectamos noi verdadeiramente ci com colleghiamo Cristo. veramente con Cristo. Porque nós não temos vergonha de dizer para Ele Perché non abbiamo vergogna di dire a Lui quem nós chi somos. siamo.
Algo tem me chamado muita atenção. Qualcosa che mi ha chiamato molta attenzione. As mulheres querem ser perfeccionistas, Le donne vogliono essere perfezioniste, querem ser perfeitas, vogliono essere perfette, ter o corpo mais bonito, avere il corpo più bello, o cabelo mais bonito, il capello più bello, a unha mais le bonita, unghie più belle, o carro mais la bonito macchina più bella, e não sei o que mais bonito. non so che altro di più bello, Mas eu tenho uma notícia para você. ma io ho una notizia per te. Em nenhum lugar do mundo, In nessun luogo del mondo, em nenhuma página da nossa in Bíblia, nessuna pagina della nostra o Bibbia, Senhor escreveu que Ele busca il Signore ha scritto che Lui cerca perfeição. perfezione. Ele busca de nós Lui cerca da noi santidade. santità. E ser santo E essere santo não tem nada a ver com ser perfeito. non ha nulla a che vedere con essere perfetto. Ele não busca mulher maravilha, Egli non cerca donne meravigliose. mas Ele busca mulheres maravilhosas Egli non cerca donne meraviglia, egli cerca donne meravigliose. que entendem Chi ha capito que Ele não quer perfeição, che lui non vuole la perfezione, mas que Ele quer ma ne santidade. vuole la santità. Então vamos ser santas. Quindi siamo sante. E o que é ser santo? E che cos'è essere sante? É sermos separados. È essere separate, Separados das coisas do mundo. separate dalle cose del Separados mondo, dos prazeres do mundo. separate dai piaceri Separados del do mondo, egoísmo. separate dall'egoismo, Separados daquilo que nos leva para longe de Deus. separate da quello che ci porta lontano Separado da do Dio, pecado. separate dal peccato. E não vai dizer, mas eu não peco. Já pecou. E non dirai, ma io non pecco, è già peccato. Todos nós pecamos. Tutti noi pecchiamo E fomos destituídas e siamo state destituite da glória de dalla Deus. gloria di Dio. Por isso que Ele não cobra de nós perfeição, Per questo che Lui non chiede a noi la perfezione, mas Ele cobra de nós santidade. ma Lui chiede a noi la santità. Santidade nos nossos atos, Santità da parte nostra, santidade nas nossas palavras, santità nelle nostre parole, santidade nos nossos relacionamentos, santità nel nostro relazionamento, santidade no nosso modo de viver, santità nel nostro modo di vivere, para que Ele perché Lui ande conosco, vada con noi, para que nós possamos andar com Ele, perché noi possiamo andare con que Lui, nós possamos chegar a um dia perché noi possiamo arrivare un giorno ao que Davi foi chamado, a quello a cui Davide è stato chiamato, homens e mulheres, uomini e donne, segundo o coração de Deus, secondo il cuore di Dio, tão conectados a Ele, così collegate lì que somos segundo o teu coração. che sono secondo il tuo cuore. Segundo Coríntios 2 12, Corinzi 9 ao 10, 12, 9 e 10 fala que nós vamos conseguir isso parla che noi arriveremo a questo pela graça de Deus. per la grazia di Dio. Porque eu tenho certeza que vocês estavam aí se perguntando, mas como? Como vai ser possível? Perché ho certezza che mi stai chiedendo com'è possibile? É pela graça. È per la grazia, Favor não merecido favore non meritato de Deus para com os homens. di Dio con gli uomini. E quando eu sou vulnerável a Deus, E quando sono vulnerabile a Dio, eu me conecto a Ele io mi collego a Lui e eu não tenho vergonha de dizer para Ele o que eu fiz. e io non ho vergogna di dire a Lui quello che ho fatto. Eu me chego a Ele, Io arrivo a Lui, eu conto para Ele racconto a Lui todas as minhas mazelas tutte le mie miserie e Ele me escuta. e Lui mi ascolta. E pela Sua graça E per la sua grazia e pela Sua e per misericórdia, la sua misericordia eu sou perdoado. io sono perdonata E a vida segue. e la vita va avanti. Então nós precisamos confessar os nossos pecados. Quindi noi abbiamo bisogno di confessare i nostri peccati. 1 João 1,9 In 1 Giovanni 9 fala assim: parla così: se confessarmos os nossos pecados a Deus, se confessiate i vostri peccati a Dio, Ele cumprirá suas Egli promessas compirà le sue promesse e fará o que é correto. e farà quello che è corretto. E Ele perdoará nossos Egli pecados perdonerà i nostri peccati e nos limpará de toda e maldade. ci libererà di tutta la malvagità. O Senhor nos conhece, Il Signore ci conosce, mas Ele espera ouvir a nossa confissão. ma Lui aspetta di ascoltare la nostra confessione. Eu quero me conectar ao Senhor, Io voglio collegarmi al Signore, eu preciso me santificar. io ho bisogno di santificarmi, Eu não preciso ser perfeita, io non ho bisogno di essere mas eu perfetta, preciso andar em ma ho santidade. bisogno di andare in santità. Aquele que roubava, não roube mais. Colui che rubava non rubare più, Aquele que mentia, não minta mais. colui che mentiva non menta più, Aquele que prostituía, não prostitua mais. colui che si prostituiva non si prostituisca più. Santidade. Santità.
É isso que Ele quer de nós. È questo che Lui vuole da noi. Romanos 8, Romani 8, 26 a 27. da 26 al 27, Diz que o Espírito Santo dice che lo Spirito Santo nos ajudará ci aiuterà nas nossas nelle fraquezas. nostre debolezze. Ufa, não estamos só. Non siamo sole. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos ajudar a andar em santidade. Lo Spirito Santo di Dio ci aiuterà ad avere santità. Por que tanto falar em santidade para nos conectarmos ao Senhor? Perché tanto parlare di santità per collegarci al Signore? Porque a palavra diz: Perché la parola dice seguir a paz com todos di seguire ed essere A in pace paz. con tutti e a santificação, e la santificazione, sem a qual senza la quale ninguém nessuno verá o Senhor. verrà il Signore. E esse ninguém é eu e o outro. E questo nessuno è io e gli altri. Porque se eu ando em pecado Perché se io amo il peccato e faço meu irmão pecar, e faccio peccare nem mio eu nem fratello, ele né io né lui, veremos o Senhor. vedremo il Signore. Então, seguir a paz com todos e a E santificação, quindi seguite la pace con tutti e la santificazione, sem a qual senza la quale ninguém verá o Senhor. nessuno arriverà al Signore. E quando nós somos vulneráveis, E quando noi siamo vulnerabili, os holofotes que o mundo tenta colocar sobre nós, quello che il mondo cerca di mettere su eles noi são ofuscados è offuscato pela glória de Deus em dalla nós. gloria di Dio. Você vai andar pela rua, Tu camminerai, as pessoas vão te olhar le persone ti guarderanno e vão falar assim: e diranno così: esta mulher tem algo de diferente. questa donna ha qualcosa di diverso. Não é a sua beleza física, Non è la sua bellezza fisica, porque ela um dia acaba, perché un giorno termina, mas é a glória do Senhor ma è la gloria del Signore que vai caminhar em você, che camminerà in te, que vai caminhar junto com você. camminerà assieme a E te. por onde você passar, E dove tu você passerai, pode ser um Elias. A sua sombra pode curar. la tua ombra può curare. Você pode passar por um lugar Tu puoi passare per e o un seu luogo sorriso vai trazer cura. e porterai cura. E onde você passar, o seu abraço vai trazer uma cura. E dove passerai il tuo braccio O seu porterà bom dia cura. pode curar uma Il tuo alma, buongiorno può curare un'anima, porque há em você perché lì a glória do Senhor Jesus. hai visto la gloria di Gesù. E o que importa agora E quello che importa adesso é agradá-lo. è gradire. Ah, mas está tão difícil. Ma è così difficile. Ninguém disse Nessuno ha detto que seria fácil. che sarebbe facile, Mas o Senhor nos disse algo, ma il Signore ci ha detto qualcosa, que para cada uma das nossas dificuldades, che per ognuna delle nostre difficoltà, para cada uma das nossas lutas, per ognuna delle nostre lotte, Ele nos daria Lui ci darebbe escape. una scappatoia. Uma escapatória. Ele está conosco. Lui è con noi. Eu quero falar sobre uma mulher E ainda. voglio parlare riguardo una donna, A mulher do fluxo de sangue. la donna del flusso di sangue. Quem já ouviu essa história? Chi ha già sentito questa storia? Quem não ouviu tem dever de casa hoje. Leitura da Bíblia, Marcos capítulo 5, Marco capitolo 5, versículo 25. versetto 25. A mulher do fluxo de sangue. La donna del flusso di sangue Já havia mais ou menos già più o meno 12 anos viveva da 12 anni que esta mulher sofria che soffriva com um fluxo de sangue. con il flusso di sangue. Imagina que isso não era algo normal. Immagino che questo non era qualcosa di normale. Ela era excluída da sociedade Lei era esclusa dalla società pela sua condição. per la sua condizione. Eu penso que ela não deveria gostar nem de sair na rua, Io penso che lei non piaceva nemmeno uscire, porque di casa, senão logo ela teria que voltar. perché lei non sapeva come tornare. Mas ela decidiu ser vulnerável a Ma Cristo. lei ha deciso di essere vulnerabile a Cristo. E ela falou: eu vou sair no meio da multidão. E lei ha detto: io uscirò in mezzo alla moltitudine. E ela saiu E lei è uscita com um propósito con un proposito de se conectar di collegarsi a Cristo. a Cristo. Se eu apenas te tocar, Se io appena ti tocco, eu serei curada. io sarò curata. Ah, mas é uma conexão diferente aqui. Ma è una connessione diversa qui. Mas ela tinha um propósito. Ma lei aveva un proposito. E ela conhecia Lei conosceva quem podia curá-la. chi poteva curarla. E ela saiu, E lei è uscita. andou no meio da multidão È andata in mezzo alla moltitudine e tocou em e ha Jesus. toccato Gesù. E Jesus também foi vulnerável a ela. E anche Gesù era E vulnerabile. ele a lei, perguntou: perché lui ha chiesto: alguém me tocou? qualcuno mi ha toccato? E os discípulos E
E i pensaram: discepoli hanno pensato, Jesus, Gesù, a multidão te aperta. la moltitudine si avvicina, Qualquer um poderia ter te tocado. chiunque potrebbe averti toccato. Mas o Senhor falou: Ma il alguém me Signore ha tocou, parlato, qualcuno mi ha toccato, porque de mim perché da me saiu virtude, è uscita virtù, saiu poder, è uscito potere, saiu cura. è uscita cura E ela foi curada. e lei è curata. Por que você tem saído? Perché sei uscita? Quem você tem buscado tocar? Chi volevi toccare? O que você está buscando? Cos'è che stai cercando? Conectar-se para ter influência? Collegarsi per avere influenza? Conectar para ser conhecida? Collegarsi per essere conosciuta? Conectar para curar? Collegarsi per curare? Conectar para mostrar quem é o seu Salvador? Collegarsi per mostrare chi è il tuo Salvatore? Existem mulheres Esistono donne que eu chamo de agente che io 007. chiamo dell'agente 007, Ninguém sabe nessuno sa que ela é cristã. che loro sono No cristiane. trabalho, Nel lavoro, na vizinhança, nei na, vicini, na cidade que ela mora, nella città dove abita na empresa que ela entra e não dá bom dia para ninguém. e nell'azienda dove lavora entrano e non danno il buongiorno a nessuno, Mas na igreja, ma nella chiesa ela é a primeira da è fila, la prima della que fila levanta os braços, che alza il braccio está lá adorando. e adora. Nós temos que conectarmos ao Senhor Noi abbiamo bisogno di collegarci al Signore para sermos suas per testemunhas essere Sue testimoni, por onde quer que formos. per dove Lui vuole che noi andiamo. Aquela mulher saiu do seu lugar Quella donna è uscita dal suo luogo para ser curada. per essere curata E pelo passo que ela deu, e per il passo che lei ha dato, os registros ficaram para nós. i registri rimangono per noi E hoje, e oggi, através dessa palavra, attraverso questa parola, nós podemos crer na cura noi possiamo credere nella cura que vem de Jesus. che viene da Gesù. Por que eu tenho me conectado? Perché mi sono collegata? Com quem eu tenho me conectado? Con chi mi sono collegata? Tem me levado para mais perto de Deus? Mi sono alzata più vicino a Dio? É uma reflexão que nós precisamos fazer. È una riflessione che abbiamo bisogno di fare. O mundo, ele nos categoriza. Egli ci categorizza, Ele nos dá títulos, egli ci dà titoli, ele nos dá posições, egli ci dà posizioni, mas isso não é o que importa para o Senhor. ma non è questo che importa al Signore. O que importa para o Senhor Quello che importa al Signore é quem nós somos è chi noi siamo diante dele. davanti a Lui. E para que nós tenhamos uma ideia disso, E perché noi abbiamo un'idea di questo, não importa nem o que a pessoa que mora dentro da sua casa fala sobre você. non importa nemmeno quello che le persone dicono dentro la tua casa Para o Senhor, al Signore. o que importa Quello che importa é o que Ele vê è quello che Lui vede através do seu coração. attraverso il tuo cuore, Porque diferente dos homens, perché diversamente dall'uomo o Senhor não nos julga pela nossa aparência, il Signore non ci giudica dalla nostra apparenza, mas Ele vê o nosso coração. ma Egli vede il nostro cuore. Não importa a quantidade de seguidores que você tenha nas redes sociais. Non importa la quantità di follower che tu hai nella rete sociale. Eu costumo dizer, não me sigam, A me piace dire non seguitemi, porque eu não tenho nada para oferecer. perché io non ho nulla da offrire. Sigam a Cristo. Segui Cristo, Ele tem o tudo. Egli ha tutto, E Ele é tudo em nós. Egli è tutto in noi. E não adianta sermos honradas E non serve essere onorate fora fuori da nossa casa. dalla nostra casa. Se dentro de casa Se dentro di casa nós não somos dignas de honra. noi non siamo degni di onore. Muitas vezes você quer ir Molte volte tu vuoi andare e como uma esposa submissa, seu marido fala fique. e come una donna sottomessa al tuo marito dice E rimani. você, não, mas eu tenho que estar lá. E tu dici no, ma io devo essere là. Você está agradando só o seu ego. Tu stai aggradendo solo al tuo cuore, Mas não está ma non stai agradando o coração de Deus. ma non stai gradendo il cuore di Dio. Para nos conectarmos, Per collegarci não devemos pensar que temos que agradar os outros. non dobbiamo pensare che dobbiamo gradire agli altri. Ah, eu tenho que ser como a fulana quer que eu seja. Ah, io voglio essere come quella persona vuole che io sia. Nós temos que ser como o Senhor quer que nós Noi sejamos. dobbiamo essere come il Signore vuole che noi siamo. Importa agradar a Deus. Importa gradire Dio.
e não os homens. e non gli uomini. Acordem. Svegliatevi. O relógio L'orologio está chegando no ponto final. sta arrivando alla fine. O Senhor tem chamado a igreja Il Signore ha chiamato la Chiesa para despertar. per svegliarsi. O Senhor tem levantado mulheres por toda a terra Il Signore ha alzato donne in tutta la terra para se conectarem com Ele per collegarsi con Lui e promoverem o reino de Deus na e terra. promuovere il regno di Dio sulla terra. Mas o reino de Deus na terra começa dentro dos nossos lares. Ma il regno di Dio sulla terra comincia dentro casa nostra, Não começa na igreja. non inizia in chiesa. Na igreja nós vemos o resultado do reino de Deus que começou dentro da nossa casa. Nella chiesa noi vediamo il risultato del regno di Dio che è iniziato dentro la nostra casa. Aliane, mas isso tudo é tão difícil. Aliani, ma questo è così difficile? Não. No. Quando eu obedeço, Quando io obbedisco, o reino de Deus, il regno di Dio ele começa dentro da minha casa. inizia dentro la mia casa E ele se expande e si espande pelas portas e pelas janelas, per le porte e até le chegar à finestre, igreja. finché arriva in chiesa. Mas o que é, afinal, o reino de Deus? Eu ouço tanto falar sobre isso e eu não consigo Ma che entender. cos'è al finale il regno di Dio? Ascolto tanto ma non riesco a capire che O cos'è. reino de Deus Il regno di Dio é quando eu não olho para mim è mesmo, quando io non guardo per me stessa, mas é quando eu cuido dos feridos, ma io quando prendo cura dei feriti, dos abatidos, degli abbattuti, dos humilhados, degli umiliati, dos rejeitados, di coloro che sono rifiutati, dos famintos, degli affamati, que tem fome. affamati. Famato. É quando È quando eu deixo de olhar para o que eu desejo io lascio di guardare per quello che desidero e começo a mostrar o Senhor e inizio a mostrare il Signore para aquelas pessoas que não o conhecem per coloro che non lo conoscono e estão ao meu redor. e sono vicino a me. E quando eu chego na igreja, E quando io arrivo in chiesa, na comunhão dos filhos de Deus, nella comunione dei figli di que Dio, já conhecem o reino, che già conoscono il regno, a fofoca não impera. il gossip non impera, Ela não tem lugar. non ha spazio, A igreja não é dividida. la chiesa non è divisa. Eu não falo mal dos meus pastores. Io non parlo male dei miei pastori, Eu não odeio o irmão, io non odio i fratelli, porque eu vivo o reino de Deus. perché vivo il regno di Dio. Por que a nossa igreja está tão dividida? Perché la nostra chiesa è così divisa? Porque há contendas entre nós, Perché ci sono brigas, litigi. litígio. Stavo buscando la parola mais. Por que há tantos litígios entre nós? Porque nós não estamos promovendo o reino de Deus. Perché noi non stiamo promuovendo il regno di Dio. Nós estamos promovendo a nós mesmos. Noi stiamo promuovendo noi stessi. Cuidado. Attenzione, A igreja não é de homens. la chiesa non è degli uomini, A igreja é do Senhor. la chiesa del Signore, Confiada a homens e mulheres affidata a uomini e donne para promover o reino de per Deus. promuovere il regno di Dio. E quando o reino de Deus é promovido, E quando il regno di Dio è nós somos promosso, conectadas a Ele. noi siamo connessi a Lui E nós temos comunhão na terra e noi abbiamo comunione nella terra como nos céus. come nel cielo. É possível? È É. possibile? Sì. Quando Jesus andava pela terra, Quando Gesù andava in terra, os fariseus o questionaram. i farisei lo questionavano. Os discípulos de João Batista viviam fazendo jejum, I discepoli di Giovanni Battista vivevano facendo digiuno, mas os seus discípulos vivem na mesa comendo. ma i suoi discepoli vivono nella tavola mangiando. E Jesus respondeu para E eles: Gesù rispondeva loro: é chegado o reino de è Deus. arrivato il regno di Dio. E ele estava na terra. E lui era in terra, Onde ele passava, ele curava. dove lui passava curava, Onde ele passava, os cegos tinham a visão restaurada. dove passava i ciechi avevano la visione restaurata, Os mancos andavam. Os paralíticos i andavam. paralitici andavano. O reino de Deus Il regno di Dio estava sendo promovido. era promosso. E ele dizia: E lui diceva: não é comida nem bebida, non è mangiare e bere, é fazer a vontade do Pai. è fare la volontà del Padre. Ah, eu fui chamada para um chá, eu não pensei que eu ia ouvir tanta coisa. Ah, io sono stata chiamata per un tè, pensavo di ascoltare tante cose. O reino de Deus Il regno di Dio não é comida e bebida, non è mangiare e bere, mas é vidas. ma è vivere. E quando eu me conecto com o Senhor, E quando mi collego col Signore,
eu promovo vida io promuovo vita e não morte. e non morte. Vamos observar algo. Osserviamo qualcosa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. 1 Corinzi capitolo 15 versetto 33 Diz que as más companhias dice che le brutte compagnie corrompem os bons costumes. corrompono i buoni costumi. Com quem temos andado? Con chi siamo andate? Com quem temos andado? Testemunha de Cristo? Con chi siamo andati? Testimoni di Cristo? Quais são as pessoas Quali com sono quem le eu tenho persone andado? con cui io sono andato? Eu na igreja eu ando com os irmãos, mas lá fora eu ando com quem eu quiser. Cuidado. Io in chiesa vado coi fratelli, ma là fuori vado con chi voglio. Cuidado com quem você tem feito alianças. Attenzione con cui tu hai fatto alleanza. Cuidado com quem você tem conectado. Attenzione con chi ti sei collegato. Nós temos que ir ao mundo, sim, Noi dobbiamo andare nel mondo, sì, para sermos testemunhas per essere testimoni e não para repetir o comportamento mundano. e non per ripetere il comportamento mondano. Mas está na moda. Ma è di moda. Isso dá ibope, Questo è di moda. mas não dá salvação. Não promove o reino. Questo non promuove il regno. Pense Pensa todas as vezes tutte le volte, se te conecta ao Senhor, se ti connetti al Signore aquilo que você faz. con quello che tu fai. Se nós julgássemos a nós mesmos, Se noi giudicassimo noi stessi, a palavra do Senhor diz que não seria necessário la parola del Signore dice che non sarebbe necessario julgamento. il giudizio. Então olhe para você. Allora guardati, Não aponte o dedo para ninguém. non puntare il dito a nessuno. Olhe para você mesmo Guarda per te stessa e faça algumas perguntas para você. e fai alcune domande a te stessa. Com quem eu estou me conectando? Con chi mi sto collegando? Por que eu estou me conectando? Perché mi sto collegando? E para que eu estou me conectando com alguém? E perché mi sto collegando? Con Qual é o meu objetivo? Qual è il mio obiettivo? Promover o reino de Deus Promuovere il regno di Dio ou promover a mim mesmo? o promuovere me stessa? Trazer a glória de Deus Portare la gloria di Dio ou a glória sobre a minha vida? o la gloria sulla mia vita? Pergunte para você. Chiedi a te stessa. Não precisa perguntar para o seu vizinho, não. Non hai É bisogno bem di individual chiedere essa alla tua resposta. persona vicina, è ben individuale la risposta. Nós não podemos impressionar o Senhor, Noi non possiamo impressionare il Signore porque Ele nos conhece. perché Lui ci conosce. Quando você fizer essas perguntas para você, não responda, não minta para você mesmo, Quando tu fai questa domanda a te stessa, non mentire a te stessa, porque Ele nos conhece. perché Lui ci conosce. Para nós encerrarmos, Per noi terminare, se não fazemos vigília, se no facciamo. o Senhor é o centro de tudo. Il Signore è il centro di tutto. Salmo 27 fala sobre isso. Il Salmo 27 parla di questo. Não se conecte Non collegarti para que você obtenha vantagens nessa terra, perché per avere vantaggi su questa terra, para que você seja a igreja mais forte que a outra, per essere una chiesa più forte di un'altra, mas se conecte ma collegati para que Cristo perché Cristo seja sia o centro il centro de todas as di coisas. tutte le cose. Quando Cristo for o centro da sua vida, Quando Cristo è il centro della tua vita, nada vai te abalar. nulla ti destabilizza. Você não vai se preocupar nem com a opinião das Non pessoas, ti preoccuperai nemmeno con l'opinione delle persone, porque quando nós nos preocupamos com a opinião das pessoas, nós nos paralisamos. perché quando noi ci preoccupiamo O que será con l'opinione que o delle outro vai persone, dizer ci sobre mim? paralizziamo. Cosa sarà che l'altro dice? Mas quando Cristo for o centro da nossa vida, Ma quando Cristo è il centro della nostra vita, nós estaremos conectadas com Ele através do Espírito Santo. noi siamo collegati con Lui attraverso lo Spirito Santo E nada nem ninguém e nulla né nessuno poderá nos parar può fermarci em promover o reino de nel Deus. promuovere il regno di Dio. Igreja de Cristo, Chiesa di Cristo, nós estamos vivendo o chamado da última hora. noi stiamo vivendo la chiamata dell'ultima ora. Talvez você está pensando aí, eu nunca fui chamada para nada. Talvolta può essere che stai pensando, io non sono stata chiamata per nulla. Mateus 28 fala da grande comissão. Matteo 28 parla della grande E todos nós fomos
comissionadas e tutte noi siamo state commissionate para pregar o Evangelho. per pregare il Vangelo. O objetivo de nós estarmos aqui L'obiettivo di noi essere não qui é comer nem beber, non è mangiare e bere, mas é pregarmos o Evangelho. ma è predicare il E Vangelo. nós só vamos conseguir isso Noi soltanto riusciremo a quando questo nós estivermos conectadas a Cristo. quando noi siamo collegati a Cristo. Quando pararmos de sermos manipuladoras, Quando mentirosas, smettiamo di essere manipolatrici, maldizentes, invejosas invidiose e formos mulheres e siamo donne segundo o coração de secondo il cuore Deus. di Dio. É pesado, È pesante, mas é necessário ma è necessario para que possamos tirar as nossas escamas perché possiamo togliere le nostre maschere e deixar que Cristo e lasciare che Cristo seja o centro da sia il nossa centro della vida, nostra vita, para que o mundo saiba perché il mondo sappia que existe um Salvador che esiste un Salvatore que criou os céus e a che ha terra, creato il cielo e la terra, para que o mundo saiba perché il mondo sappia que a igreja de che Cristo la Chiesa di Cristo proclama o nome do proclama il Senhor, nome del Signore, para que o mundo saiba que a igreja não é um clube social, perché il mondo sappia che la Chiesa non è un club sociale, mas que é um hospital, ma è un ospedale onde os enfermos vêm e são dove gli curados, infermi arrivano e sono onde os curati, abatidos vêm dove gli abbattuti e eles arrivano são e animados, sono animati, onde aqueles que não têm mais e coloro esperança, che non hanno più speranza eles são alcançados por Cristo. sono E a arrivati da salvação, Cristo. E la ela é salvezza distribuída è distribuita pela graça do Senhor per la sobre a grazia nossa del nostro vida. Signore Gesù sulla nostra Se vita. posicione, Posizionati, se conecte com Ele. collegati con Lui. A melhor conexão. La miglior connessione, A sua internet pode falhar. la tua internet può mancare, A cordinha que você recebeu pode rebentar. il messaggio che hai ricevuto può essere brutto, Mas quando você se conectar a Cristo, ma quando tu sei collegata a Cristo, Ele vai te amarrar com suas cordas. Egli ti prenderà con le sue corde E Ele te fará andar em lugares e ti farà altos. andare in luoghi alti E você vai seguir. e tu seguirai, Como diz Filipenses come 3,14. dice Filippesi 3,14, Prossigo para o alvo, proseguo per l'alto, para o prêmio da soberana vocação de per il Deus premio della sovrana vocazione di Dio em Cristo in Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos agora. Chiudi i tuoi occhi adesso, Acalma o teu coração. calma il tuo cuore. Talvez essas palavras vão bater muito duro no teu coração essa noite. Può essere che queste parole siano state molto dure nel tuo cuore questa sera, Mas não deixe o seu coração se endurecer. ma non lasciare il tuo cuore indurirti. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esamina te stessa, Você vai olhar para dentro de você. guarda te stessa E você vai perguntar, Senhor, e tu dirai: Signore, em que posição eu estou agora? in che posizione sono adesso? Mas eu vou te contar um segredo. Ma io ti racconto un segreto: Não é estar num pedestal, non è essere nel piedistallo, o melhor lugar. il luogo migliore, Não é estar num altar, non è né essere sull'altare, o melhor lugar. il miglior luogo, Até porque a quem muito é dado, perché qui molto è dato, muito será cobrado. perché a chi molto sarà dato, molto sarà chiesto. Mas que você entenda que o melhor lugar Ma che tu possa capire che il luogo migliore é estar no nível dos pés, è essere al livello dei piedi de Cristo. di Cristo. Que você possa falar, Senhor, eu quero estar Che tu possa dire così: Signore, io voglio stare neste lugar, in questo luogo no nível dos teus al pés. livello dei tuoi piedi. Eu quero enxugar os teus pés com os meus Io cabelos. voglio asciugare i tuoi piedi Quero con i miei lavá-los com as capelli. minhas lágrimas, Senhor. Voglio lavare i tuoi piedi con i miei capelli. É neste lugar que eu quero estar. È in questo luogo che voglio stare. Eu não busco os altares, Io non cerco altari, mas eu busco estar na tua ma presença. cerco di stare nella tua presenza. Me conecte contigo, Cristo, Collegati con collegami con te, Cristo, porque eu não quero perché io non voglio viver vivere como o mundo vive. come il mondo vive. Eu quero morrer Io voglio morire para o mundo per il mondo e viver para e Cristo. vivere per Cristo, E que a minha comida e che il mio cibo seja fazer a tua sia fare vontade, la tua volontà, a vontade do nosso Pai. la volontà del nostro Padre. Amém? Amen. Senhor Jesus,
Eu oro por essas mulheres aqui. Peço, Senhor, que a Tua palavra penetre no nosso coração de tal maneira que não nos deixe quietos. Que possamos ter uma fome e uma sede de Te buscar, Senhor, até Te encontrar. E quando Te encontrarmos, não queiramos mais sair deste lugar, diante da Tua presença. Nos conecte a Ti, Pai. Nos amarra, Senhor Deus, nos segura. Pega nas nossas mãos, Senhor, e nos leva até diante de Ti. Ainda que nós erramos, ó Pai, porque não somos perfeitas, nos leva para um caminho de santidade. Nos leva para um caminho de amor. Nos leva para um caminho onde encontramos a Ti e saberemos que não somos mais servos, mas somos filhas. Filhas conectadas a um Pai que nos ama incondicionalmente. Nós Te agradecemos pela oportunidade, Deus. Te agradecemos pelo Teu amor para conosco. Te agradecemos por esta igreja. Te agradecemos pelos pastores e dirigentes desta igreja. E que esta igreja ande em unidade com Cristo dia após dia, para a glória do Teu nome. Temos gratidão por tudo que o Senhor é em nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Invito la nostra cantante in questo momento che venga fin qua. Io volevo invitarti ad alzare in piedi e volevo che tu facessi qualcosa questa sera. Mentre lei canterà questa canzone, io volevo che tu uscissi e pregassi per qualcuno. Fosse qualcuno che a volte tu hai avuto un scontro, o qualcuno che a volte tu dici quella persona non mi piace, o quella persona io non piaccio, ma io vorrei che questa, perché il nostro tema di questa chiesa è noi siamo uno in Cristo, io vorrei che questa predicazione fosse predicata tutti i giorni in questa chiesa, perché è questo che noi predichiamo, perché è questo che noi vogliamo predicare, questo, vivere in comunione e essere collegati uni agli altri. E quindi finché la Erika canterà questa canzone, voglio che tu esca dal tuo posto e preghi per qualcuno, lasciati usare dal Signore. Ministri una parola di benedizione, ministri una parola di unità, ministri una parola di io ci sono qua per te. Quando tu hai bisogno, io sono qua per te. Amém? Se tu hai bisogno che io faccia un laccio, io ci sono per fare questo laccio per te. Amém? Di là delle delusioni, Dio ti chiamò, Dio ti chiamò. Al di là del passato, al di là delle afflizioni, Dio ti chiamò, Dio ti chiamò. Lasciati usare per curare, lasciati usare per salvare, e mentre Dio ti usa, Lui prende cura della tua vita. Lasciati usare per curare, lasciati usare per salvare, e mentre Dio ti usa, Lui prende cura
della tua vita, al di là delle ferite, al di là delle delusioni, Dio ti chiamò, Dio ti chiamò, al di là del passato, al di là delle afflizioni, Dio ti chiamò, Dio ti chiamò. Lasciati usare per curare, lasciati usare per salvare, e mentre Dio ti usa, Lui prende cura della tua vita. Lasciati usare per curare, lasciati usare per salvare, e mentre Dio ti usa, Lui prende cura della tua vita. Alleluia. Non ti ho dato lo spirito di timore, ti do la mia forza, io ti invierò, tu andrai, ti comanderò e tu pregherai e traboccherai, e traboccherai, e traboccherai. Lasciati usare per curare, lasciati usare per salvare, e mentre Dio ti usa, Lui prende cura della tua vita. Lasciati usare, lasciati usare, e mentre Dio ti usa, Lui prende cura della tua vita. Alleluia. Amém. Amém. Alleluia. Glória, Signore, per questo tempo. Per finire questo incontro di donna, io volevo chiamare, visto che c'è il pastore qua oggi, volevo chiamare il pastore che venga qua a fare una preghiera. E questa mattina o ieri sera penso che qualcuno mi ha chiesto: ma io non posso andare perché ho i miei bambini. E il pastore falou: io faccio io il maestro dei bambini. E hoje lui sta lì dentro a fare il maestro dei bambini, ha preparato tutto con molta eccellenza. E ho detto: ma sei sicuro che ce la farai, amore? E lui ha detto: ma se ce la faccio durante la settimana, ce la faccio anche qua, che sono anche bambini credenti. E quindi io vorrei chiamarlo per venire qua in questo momento, pregare e fare questa preghiera di ringraziamento per questo incontro. E grazie per ognuna che ha lavorato, le nostre missionarie che sono al capo di queste donne e tutti coloro che hanno preparato e lavorato per questo momento. Amen. Lui ci mette un po', ma arriva.
Ecco il maestro Enrico. Vida, fai una preghiera per finire questo incontro e benedire questo dono. Amen. Com'è stato questo incontro? Dio è riuscito a parlare con ognuno di voi. Amen. Sono sicuro che tutti voi che siete qua oggi, tutte voi che siete qua oggi, non siete qua a caso, siete qua per un motivo. Dio vi ha condotto qua oggi, Dio ha permesso, ha creato le situazioni affinché voi foste qua questa sera per ricevere qualcosa da parte sua, per cambiare il vostro domani, per cambiare il vostro oggi, per cambiare la vostra vita in qualche modo. In questo momento preghiamo il Signore che tutto ciò che oggi ha ministrato qua possa mettere radici dentro ognuno di noi, che tutto ciò che il Signore ha ministrato qua possa fruttificare nei nostri cuori, possa creare qualcosa che cambi non solo noi stesse, ma ogni persona intorno a noi. Amen. Facciamo questa preghiera insieme chiedendo che l'agire di Dio sia forte dentro di noi. Padre, nel nome di Gesù siamo qua, Signore, oggi. E Signore, io ti chiedo affinché tutte queste donne che hanno sentito oggi la tua parola, Dio, che hanno sentito la tua gloria in questa casa, Signore, perché è visibile che il tuo Spirito ha agito qua questa sera, Signore, siano cambiate profondamente, Signore, radicalmente nel loro essere, Signore. Che, Signore, ognuna di loro possa essere trasformata secondo la tua volontà in ogni, Signore, ambito della loro vita di cui avevano bisogno, di cui necessitavano una trasformazione, Signore. Noi crediamo, Signore, che nel nome di Gesù monti possono essere smossi, non solo monti fisici, ma prima di tutto i monti che vivono dentro di noi. Io, Padre, ti chiedo che questi monti oggi si smuovano per lasciare spazio alla luce brillante che sei tu, Dio. Lascia spazio alla tua luce dentro di noi affinché ognuna di queste donne da oggi possa essere il riflesso puro della tua gloria su questa terra, dentro la loro casa, dentro il loro piccolo, dovunque mettere il loro piede. Nel nome di Gesù, Dio, io ti chiedo di benedire ognuna di queste donne, dalla predicatrice, da Erika che ha ministrato la lode, Signore, ognuna di noi sia benedetta, Signore, da te. Nel nome di Gesù, che queste donne possano essere donne forti e donne collegate, che creino, Signore, la differenza su questa terra. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora che l'amore del nostro Dio, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che lo Spirito Santo, che ogni giorno ci rende forti e ci rende collegate, possa vivere in ognuno di noi e insieme possiamo dire Amen.